Allora, diciamo le cose come stanno, Tony, non mi sfottere perché io nella mia vita ho avuto una miriade di esperienze sessuali. Quelle da solo non valgono. Allora solo una. E mi fanno pure male. Ma ricordo proprio. Pesava 120 kg, non camminava, rotolava. Un giorno mi fa, amo, o famo sano, ci risti picchi quando vedi una lucetta con il popoto monta pare sano. Comunque, la cosa che mi dava fastidio di lei è che voleva fare sesso protetto sempre ad ogni costo. Certo, da chi c'è te ricevesse a un figlio con te. Chi poi, ecco. Giustamente. No, e cioè, sta vista per i preservativi. Ora io. Giusto. Diciamo, la cosa, anzi, giovani, proteggetevi, è giusto? Sempre. Fate l'amore, ma fatelo protetti. Protetti. Però dobbiamo anche dire alle nostre donne che non lo sanno, quando noi andiamo in farmacia a comprare queste cose, ah, ma la figura che facciamo? Perché noi non ci vogliamo fare sentire. Ci sono delle scene incredibili, ora ve le faccio vedere, tu me lo fai il macista, sì, perfetto. Ma tu perché fai comico? Non sai proprio la fare. La fai il macista. Salve. Salve. Salve, allora vorrei. Sì. Vergogna. Allora, mi fa un pacco di short picad. Sì. E un pacco di ziguli. Sì. E un pacco di. Ammoniamo tutte cose, che me ne vai. Senta, mi scusi. Può venire un attimo? Chi è? Non l'ho sentita bene. Non l'ha sentita perché parlo veloce, forse? Sì, che sono strani. E allora vorrei un pacco di ciotti piccanti perché ho cambiato tutto il giorno, mi ruolano i peli. Sì, va bene, non ci preoccupare. Un pacco di ziguli che c'è una ciotella. Senti? Sì. E un pacco di. Cosa? Io ho capito che lei si vergogna perché c'è un sacco di gente, ma lei deve sapere che in farmacia c'è la privacy. Ah, c'è la privacy. Quindi lei me lo dice a me e non lo saprà nessuno. Ah, se si prende di ziguli così. Sì, l'ho capito. Voglio un pacco di preservativi. Dottoressa, un pacco di preservativi per il signor Minafò! Ti senti forte a presentare, per me arresti sempre una cosa reccale. No, io sono bravissimo ragazzo, non voglio per cortesia, ma che pure sono, dai, lei è un gran maleducato, dai. Lui è altolocato, sta con i ricchi. Poi Italia ma immellata a naricchi. Ma non è vero, allora mi sono fatto la doccia prima di venire qua, dai, smettiamola. Queste cialtronate, dai. Ti senti forte, fai quello gargio, ma io ti sputasse a tipo lavaggio. Allora, ti fai la doccia, no, lei queste cose no, se mi avesse un cialtrone. Se le tiene per lei, per cortesia, dai. Che è un tipo elegante e risaputo. Vede che son però carnisciotto. Allora no, allora io non ci sto. Allora io voglio replicare, quindi silenzio. Ok? Prego. Tu devi stare con i tuoi pari, lui c'ha la punto, ma io la Ferrari. E dai, quando ci vuole, ci vuole. E lei provoca, e scusi, ho capito. Tu sei un benestante, un disperato, puro vestito, l'ava affittato. Fallina, al vestito affittato, ma vergogna. Ma cosa vergogna, bravi. Ma cosa dici? Io non lo so più. Cioè tu vuoi tradirmi coi sozzolo. Hai proprio ragione, è uno Zulu e dalle misure è un capo tribù. Il capo tribù! Lei ha occhio! Con gustaia! Vergogna, ma che cosa dici? Consoma casate. Lasciami stare, lasciami stare. Donne spartate! Sì, naso rosa. E tu sul pellerino! Trovasse una cinchina per rompiccia carina. Ma se lei offende! Un'altra cosa della mamma, che per la mamma a mattina si susi sempre presto, ecco, non è che tu, specialmente nei giorni di festa, Natale, Pasqua, la domenica, non è che ti svegli con un bello profumo di caffè latte, no, di succo di maiale. Bella che ci ha messo pere di maiale e ti viene giù, e se mattina senti quel sciauro e ti magica rabbia serrante e la luce che ti arriva nell'occhio e se tu non ti hai svegliato ti smuove. Che dormi? No mamma, non dormo, caso. Susiti che è tardi. Mamma, ma sono le 7 mattina e te ne dire alla missa. A che arrivi alla missa, mamma? Alla missa all'11:30.
Susiti, dai che ti preparare, facciamo il letto se viene qualcuno, il famoso qualcuno, magari la Ruminica viene. E allora io, a mentre dormo, con Anno e Piessi mia, ne andiamo nel bagno, fermo! Nel bagno no, perché? Mamma, perché? Perché è pulito. E una faccia. No, bagno no che è pulito. La fai all'11:30 quando te ne vai alla chiesa. All'11:30. Ma, scingiti a me. Ma io scingio, ma di qualche parte a nascere. E allora fai una cosa. Fai un salto da qua a bagno. Ma rocco a bagno su 4 metri. A che sogna la figlia di Gojek? E allora cammina a muro. Ah mamma, ma che sogna la figlia dell'uomo ragno? Mamma! E mio nonno, mischino, portatelo al garage a fare la pipì. Un nonno, arrivato davanti alla porta, prima che ci buttai un nonno per mi disse, fermo. Ah, figli, tanto c'hai un pannolone.